Ciao a tutti ragazzi, bentornati a 101 Storie Zen, il nostro appuntamento serale per staccare un attimo quella che è la quotidianità per chi ha lavorato troppo o per chi magari ha vissuto tutto il giorno chiuso in casa, in quarantena, un po' per fuggire almeno via virtuale con qualche chiacchiera qui con noi, oppure per i bambini che so che sono sommersi di compiti in questo periodo dalla scuola. Allora, la storia di stasera parla di due grossi sistemi, bene e male. Già nelle storie precedenti abbiamo visto come non esista un bene più grande di tutti, per cui impariamo a fare bene, facciamo sempre bene perché l'abbiamo imparato. È un qualcosa che si capisce col tempo, è una sottile finezza che nel nostro tempo a disposizione su sta terra mettiamo in atto e questa finezza delle volte non sempre il bene mio è il bene tuo, non sempre il bene degli altri può aiutarmi e quindi è importante anche imparare uno a non giudicare ma a fare semplicemente il proprio meglio, a cercare di dare il massimo senza mettere in difficoltà gli altri. Questo dovrebbe essere il concetto di massima di bene che abbiamo esplorato fino adesso. Ci tengo a dirlo perché tante volte si dice no, ma quello è proprio un bravo ragazzo, è stato educato molto bene. È vero, ma l'educazione non basta, serve l'impegno della persona che tende verso gli altri, serve in un certo senso avere questa responsabilità per cui non è che se sono stato educato bene farò sempre del bene. Dovrebbe essere così. Purtroppo tante volte c'è poco tempo per pensare, siamo sempre di corsa dietro a un impegno dietro l'altro, per fortuna non in questo periodo, che anzi è un buon modo per riflettere. L'idea è questa, non vuol dire che il bene si tramanda, il bene si può spiegare, si può interpretare e col tempo, con l'esperienza, riusciamo a capire cosa magari è meglio. Ma non sempre ci azzecchiamo, attenzione. È un po' come nel randori, noi cerchiamo di fare la proiezione, la tecnica, però l'avversario intanto schiva, si sposta, ci attacca a sua volta perché anche lui cerca di fare il suo meglio, cioè può anche essere che il mio bene e il bene di qualcun altro si scontrino, no? E non c'è niente di sbagliato in tutto questo, è la natura. E se randori significa afferrare il caos, quindi cercare di non tanto di riordinare il caos, quello sarebbe un po' presuntuoso, cercare di afferrarlo, quindi destreggiarsi un po', è un po' così anche la vita, cerchiamo di destreggiarci in quelli che sono le sfide quotidiane o le difficoltà, i problemi che la vita ci pone davanti, no? Leggiamo la storia. La storia è bene e male. Durante la settimana in cui Bankei faceva il suo ritiro di meditazione, gli allievi venivano da tutto il Giappone per assistervi. Nel corso di uno di questi seminari, un allievo fu sorpreso a rubare. L'episodio fu riferito a Bankei con la richiesta che il colpevole fosse scacciato. Bankei ignorò del tutto il fatto. Successivamente l'allievo fu colto di nuovo in flagrante e anche stavolta Bankei non si curò della faccenda. Questo fece andare in collera tutti gli altri allievi, che presentarono una petizione in cui chiedevano l'allontanamento del ladro, affermando che altrimenti se ne sarebbero andati tutti quanti. Allorché Bankei lesse la petizione, li convocò tutti. Voi siete fratelli assennati, disse. Voi sapete quello che è bene e quello che non lo è. Voi potete andarvene a studiare altrove, se così vi garba. Ma questo povero fratello non sa nemmeno distinguere il bene dal male. Chi glielo insegnerà se non lo faccio io? Lo terrò qui con me, anche se doveste andarvene tutti quanti. Un fiume di lacrime inondò la faccia del fratello che aveva rubato. Ogni desiderio di rubare era per sempre scomparso in lui. Questa storia ci spiega sotto diversi panorami, il panorama del maestro Zen, degli altri allievi, della persona che sta rubando, spiega tante cose. Partiamo dal maestro. Il maestro accoglie, non è un maestro che manda via o scaccia. I veri maestri non mandano mai via gli allievi e non li mettono nelle condizioni di dover scegliere se andarsene o meno. I bravi maestri
conciliano la persona che c'è con gli altri spiriti, con le altre persone. Pensare che un mio allievo stia meglio con dei magari qualche difficoltà o qualche problema, stia meglio da solo che con il gruppo di judoka che c'è, per me non è una bella riflessione. Per me la più bella riflessione è probabilmente sta meglio con il judo che senza il judo. Probabilmente questa persona sta meglio con spiriti altrettanto bravi e capaci da cui può prendere esempio. Quindi l'ottica del maestro di ignorare le prime due volte è un'ottica di grande armonia verso tutte le persone che ha sotto di sé. È questo un vero principio anche Aiki, di unione degli spiriti. Questo è un principio che include, non che esclude. Ah, ma dobbiamo preservare la tecnica di O-sensei, eccetera. Ok, se sei un bravo maestro, non mandi via nessuno, anzi, ti fai aiutare da quelli che magari avrebbero più bisogno di te. Non tanto per una questione di ego, quanto per una questione di Aiki, quanto per una questione di judo. Questa è l'idea di un maestro zen abbastanza, passatemi il termine, capace, illuminato. Quindi la prima regola è la comprensione. Sapere che ognuno affronta le sue battaglie, ma che se quel discepolo è lì per te. Ricordatevi queste parole se diventerete un giorno dei maestri. Abbiate il rispetto di chi è lì per voi. Si fanno magari anche tanti chilometri, tanti vengono magari da lontano di judoka pur di fare judo al Vittorio, quindi mi viene anche da dire siamo responsabili di questo, non è assolutamente un pensiero che non facciamo, anzi ne teniamo molto conto. In più, la storia vista dal punto di vista dei compagni adesso. I compagni rappresentano un po' quelli che sono gli istinti in questa storia. Gli istinti di cavolo, ha rubato, bene, dobbiamo dare un giudizio, ok, giustiziamolo, mandiamolo via, allontaniamolo e se non lo allontana perché non lo ha fatto la prima volta, ce ne andiamo noi. Questo sistema di complottismo fa proprio riferimento alle emozioni più viscerali, no? La rabbia, l'odio, il rancore, lo stupore perché ha rubato, però non tiene assolutamente in considerazione delle motivazioni. Perché ha rubato, è sano di mente, sta bene, cioè non ci sono queste domande, c'è il giudizio a prescindere. Questo, soprattutto nei turni dei più piccolini, ci capita spesso. Ma lui non ha alzato la mano per parlare. Hai ragione, dai, facciamolo parlare e capiamo che cosa ha da dirci, però magari prima gli facciamo provare ad alzare la mano. Dai, alziamo la mano tutti quanti. Questo è un discorso che può aiutare. Ma quando non ha alzato la mano, lui non può parlare, non deve parlare. Questo è un altro discorso e i bambini che reagiscono in questo modo, come gruppo, vanno a tagliare le possibilità di emergere ad un ragazzo che non ha capito qual è la regola. Il rispetto è qui del judo, insegnare le regole non solo perché le spiega un genitore a un figlio o un maestro a un allievo, anche gli allievi tra di loro hanno delle responsabilità, soprattutto gli allievi un po' più anziani che fanno judo da più tempo, i senpai. Quindi mi sento di dire che, cari ragazzi che fate judo da tanto, avete delle responsabilità sulle cinture più basse in colore, sui koai, voi dovete prendervene cura. Questa è una vostra responsabilità oltre che del maestro. La storia vista dal punto di vista del ladro. Il ladro ha la trasformazione. Nessuno credeva in lui, nessuno voleva avere a che fare con lui, probabilmente era pure costretto a rubare. E cosa succede? Il maestro ignora il fatto che ha rubato. Sa che c'è dietro un problema più grande, probabilmente. Sa anche che è sbagliato il maestro, attenzione, e non giustifica il fatto che uno rubi. È sbagliato, lo sa. L'errore più grande è abbandonare chi sta sbagliando, però. Cioè, l'errore alla propria coscienza più grande che potrebbe fare il maestro è proprio mandarlo via. È proprio ascoltare tutti gli altri che gli dicono altrimenti noi ce ne andiamo. No, il maestro sa cosa è giusto fare e delle volte ci sono delle ragioni che gli allievi non conoscono per cui il maestro reagisce in un determinato modo o agisce in un determinato modo. Sono probabilmente
dei percorsi nascosti che il maestro ha per voi, ma non che sono per privarvi di qualcosa, sono per donarvi qualcosa, qualcosa che ancora voi non sapete magari gestire. E allora serve un pochettino di tempo o di esperienza o di comprensione, perché uno delle cose che scrive nella storia proprio dice gli allievi increduli ma come non fa niente, ma dai, ma non è possibile. E allora cosa fanno? Cercano di ribaltare la situazione. Noi siamo tanti, se il maestro ci perde, no, no, il maestro alla fine dice una cosa: io per lui, quello su cui nessuno di voi punterebbe perché ruba, io invece punto su di lui, perché il mio obiettivo è di fare zen anche con lui. Se per voi non va bene, andate pure da un'altra parte, voi tanto sapete già la lezione più grande che è il bene e il male, rubare e non rubare. Se voi lo sapete già, basta, a posto, voi siete già più illuminati di lui. Aiutiamo chi non lo è, vediamo chi si sporca ed entra nel fango per tirare fuori un compagno. Vediamo chi lo fa. Per il maestro alla fine dice una bella frase: chi lo farà se non lo faccio io? E qui il discorso dell'esempio. L'esempio utile, l'esempio in prima persona del maestro che si prodiga verso qualcuno. Questo, ragazzi, per dirvi che fare del bene ha tante componenti. Ognuna di queste figure stava facendo il suo bene. Il maestro faceva il suo bene perché aiutava a gestire bene il dojo. Gli allievi facevano il bene di tutti gli altri allievi, perché se si ruba non va bene, non va bene che venga rubato all'interno del dojo, è sbagliato, non va bene. Chi rubava faceva del bene a sé, perché aveva bisogno magari di soldi o chissà. Quindi avete capito come vi ho appena motivato che ognuno di loro stava facendo il suo bene, eppure c'erano dei danni collaterali a destra e a sinistra? Ecco, è bene ricordarsi che questa visione di valori non esiste, non c'è un bene più grande o un bene migliore, ricordatevelo. Quello che ci può essere è una grande, grande comprensione, una grande, grande tolleranza. Detto questo, direi basta perché ho super sforato il tempo che mi prefiggo ogni volta. Vi saluto, vi ringrazio e alla prossima Storia Zen. Ciao!